Salve a tutti, il mio assegno di ricerca si svolge presso l'Università di Verona, in particolare nel Dipartimento di Biotecnologie, sotto il professor Adolfo Speghini. Collaboriamo con due aziende, in particolare la Work Leather di Montebello, che produce tessuti, concia di pellami e cuoio, e con SDA, che si occupa di consulenza e prevenzione dei rischi sul lavoro. Il goal del nostro assegno prevederebbe la produzione di tessuti additivati con una lega metallica, con leghe metalliche in grado di schermare o attenuare campi magnetici a bassa frequenza, in modo tale che siano indossabili e che proteggano appunto da questi campi magnetici i lavoratori. In particolare in questo periodo sono state fatte delle prove di schermatura producendo dei provini di tessuti a cui sono state applicate un nastro metallico, una lega metallica sotto forma di nastro al tessuto, proprio per poterne provare intanto la maneggiabilità e soprattutto gli effetti di schermatura. Sono stati rilevati alcuni effetti di attenuazione del campo magnetico provati tramite saldatori o puntatrici industriali, e come detto sono stati rilevati degli effetti di schermatura. Le prove sono ancora in divenire chiaramente e punteremo ad avere dei dati più precisi. In un secondo momento si proverà anche a sintetizzare delle polveri metalliche nano o micro dimensionate, in modo tale da poterle disperdere in una resina da poter applicare al tessuto direttamente, in modo tale da renderlo addirittura più maneggevole e, perché no, in qualche modo più schermante. Per fare questo avremo a disposizione, come dire, i laboratori del Dipartimento di Biotecnologie e le tecniche e le tecnologie delle suddette aziende.